Allora, solo un breve saluto da parte dell'Istituto Veneto. Siamo contenti di questa presentazione del Mulino, il volume di un nostro socio, quindi siamo ancora più contenti. La professoressa Angela Vettese è una vecchia amica che è spesso venuta qui a vari convegni e varie relazioni e niente. Semplicemente era un saluto da parte del Presidente e buonasera a tutti. Grazie. Buonasera, anche il mio è soltanto un saluto e un ringraziamento da parte della casa editrice Il Mulino. Questa sera non soltanto parliamo di un libro, ma cogliamo anche l'occasione per presentare una collana che sta per esordire, che appunto esordisce in questi giorni in libreria con il libro di Paolo Legrenzi e con quello di Massimo Cacciari, che è anche il curatore della collana. L'oggetto sono le immagini, siamo immersi nelle immagini. Il nostro mondo è un mondo di immagini, ma ce ne sono alcune che risultano particolarmente fondanti, sono ancora capaci di parlarci in modo forte, potente, ci feriscono. Potremmo dire che rappresentano dei nodi di svolta. Sono delle sintesi di una dimensione dell'umano, sintesi di una dimensione del sacro e di una dimensione anche esistenziale. Portano dentro appunto un significato capace ancora di rispecchiare questioni fondamentali per la nostra epoca. Ne abbiamo scelte alcune e ci hanno seguito autori e amici, ciascuno con una formazione diversa, una storia intellettuale diversa, ciascuno con grandissima capacità di questo faccia a faccia, ecco, concreto con l'immagine, un faccia a faccia anche rischioso, anche pericoloso, perché non tutti, soltanto qualcuno è un storico dell'arte, ma appunto tutti hanno una formazione diversa. Non aggiungo altro, appunto cominciamo con un'icona difficile, complicata, con questa immagine di Pollock number one, e lascio la parola a Angela Vettese che dialogherà con Paolo Legrenzi. Grazie. Grazie ad Alessia Graziano, che sta veramente facendo un lavoro eccezionale, anche perché in Italia davvero pochi capiscono il valore delle immagini. Siamo uno dei pochi paesi nei quali il tema della civiltà delle immagini è stato sviluppato piuttosto poco, neanche nell'ambito degli studi umanistici. È sempre molto più centrale il logos che non appunto l'icona dal punto di vista dello studio, e invece dal punto di vista della vita quotidiana tutti sappiamo che le immagini sono molto più immediate, arrivano in maniera molto meno appunto mediata, ci colpiscono al cuore, per questo vengono usate in ambito pubblicitario, in ambito di comunicazione di massa, ma il bello di questa collana è che non ci si occupa di icone massificate, ma ci si occupa di immagini che sono in fondo il prototipo delle icone di massa, cioè ci si occupa di immagini che hanno creato il lessico, appunto la base delle immagini anche per la massa. Sono immagini molto raffinate, sono immagini che sono state scelte tra quelle di maggiore impatto nella storia dell'arte, quindi non impatto sociale, e che poi dall'impatto nella storia dell'arte sono semmai scese giù ad altri strati della comunicazione. E devo dire che Paolo Legrenzi, che è qui accanto a me, e che ringraziamo per questa ennesima bellissima fatica, si è scelto un po' una gatta da pelare, nel senso che si è scelto un'icona che icona non è, cioè che non è immagine nel senso della raffigurazione, non è un'immagine che racconti, o quantomeno non lo fa in una maniera piana, usando le armi della rappresentazione. È un quadro di Pollock, un dripping di Pollock che sta a pochi metri da casa sua e che per lui è consuetudine, ma per molta gente non lo è affatto, e che presenta se stesso, per chi lo sa guardare in maniera raffinata, rappresenta semmai il movimento del corpo di Pollock, il movimento della mano, ma anche proprio di tutta la sua fisicità, questo oscillare che molti hanno visto in un film peraltro discutibile di Hans Namuth,
discutibile perché, insomma, come in tutti i film, non era stata ripresa la cosa, l'azione, ma era stata rifatta l'azione, con disagio di Pollock stesso. E quindi questo quadro incantevole è però qualcosa che sfugge a quella facilità di lettura che sta dentro alle rappresentazioni realistiche. E così come è difficile leggerlo per un pubblico ampio, è difficile anche andare dentro in profondità per un interprete che non sia del mestiere, o meglio, che non si possa avvalere di tutte, o che non si voglia, per carità, perché Paolo studia sempre, continuamente, potrebbe avere citato tutti gli storici dell'arte che se ne sono occupati, però ha scelto di non farlo nel suo libro, ha scelto di non essere vittima del lessico degli storici dell'arte, ha scelto di leggere questo quadro in maniera molto ampia, con una strumentazione teorica molto ampia, tratta da tante discipline, ovviamente a cominciare dalla sua, che è quella della psicologia cognitiva, ma ha citato anche Recalcati, quindi un lacaniano, l'abbiamo visto aprirsi, più avanti va, ce lo ritroveremo psicanalista un giorno o l'altro. Però appunto il bello di questa disamina, di questa prima lettura di un'icona, è che è una lettura di qualcosa che icona non è o lo diventa. Più si legge il libro di Paolo e più si capisce che è davvero la presentazione di qualcosa, la presentazione di un tema che è un grandissimo tema per tutti noi viventi e forse pensanti. Non so se è un tema anche per i viventi non pensanti, direi di sì, ma insomma. E c'è appunto, come dice il titolo stesso, il rapporto da un lato tra le norme e dall'altro, cioè il rapporto tra le norme, le regole e il caso nella costruzione della nostra vita, nella costruzione di un'immagine, ma questa immagine assurge poi a simbolo del destino. Alla fine della nostra esistenza, ogni volta che facciamo un bilancio, ci diciamo che questa cosa l'abbiamo scelta, però avrebbe dovuto andare così, e quell'altra non l'abbiamo scelta, ci è capitata. Insomma, alla fine quant'è la percentuale di regole, quant'è la percentuale di casualità e soprattutto quant'è la percentuale di decisioni da parte nostra riguardo al nostro destino e alla nostra vita, e la percentuale invece di cose che ci sono venute incontro e a cui noi quindi abbiamo dovuto reagire. E devo dire che questo libro all'inizio ho pensato, beh vabbè, un po', sono stata presuntuosa, ho pensato un po' disorganico, poi invece andavo avanti, è aforismatico, non è disorganico, cioè ha un andamento molto libero di chi si è preso la libertà di non essere più didattico, perché Paolo Legrenzi è stato didattico in tutti i modi, il suo trattatone di psicologia fatto insieme a Canizza è la regola, e poi però è stato molto didattico e molto divulgativo e quindi molto piano nelle esposizioni, chiaro e conseguente, quasi cartesiano in 1000 occasioni, e qui si è preso la libertà di essere appunto io direi aforismatico, nel senso che ogni tanto tira fuori un'intuizione pazzesca e noi diciamo wow, e poi allora io me le sono segnate e poi mi sono resa conto di aver fatto un lavoro stupido, o meglio inutile, perché alla fine torna il didatta che è in lui e alla fine ce le elenca tutte le sue intuizioni, perché ci sono 20 suggerimenti dalla storia di Jackson Pollock, e così proprio fa il Bignami del suo stesso libro, va bene, cosa di cui gli sono gratissima, però altro che Bignami, nel senso che il 20° suggerimento è niente meno che sulla scommessa di Pascal, cioè se vada o non vada accolta l'idea che è meglio credere ed è meglio credendo quindi assolvere i doveri che ci promettono il paradiso, considerando il fatto che oggi viviamo nell'epoca della incertezza di una
antropocene, è una parola che dico io, non c'è scritta nel libro, di un antropocene, cioè di un'epoca dell'uomo in cui l'uomo sta distruggendo l'uomo, comunque ha questa capacità e questa possibilità, e quindi le incertezze nelle quali viviamo non sono più le incertezze delle epidemie o delle guerre, o meglio, non sono più solo le incertezze delle epidemie o delle guerre o delle calamità in parte inevitabili, sono le incertezze soprattutto evitabili che non riusciamo a evitare, cioè che l'uomo ha creato a se stesso, soprattutto diciamo la distruzione, la possibilità della distruzione atomica, e che non riesce per ora a trovare il modo di evitare. Quantomeno abbiamo questo incubo su di noi. E poi però ci sono altri 19 punti meravigliosi, tutti quanti estremamente centrati anche nel dibattito culturale contemporaneo. Appunto, ho parlato di incertezza, il 19° punto è l'incertezza, che è il male del secolo, del millennio, probabilmente è il male dell'ultima fase dell'esistenza dell'umanità. Però siccome è qui e tace già da troppo tempo e lo sento fremere, gli chiederei innanzitutto, visto che io all'inizio appunto ho trovato un libro senza metodo e poi invece, visto che il metodo c'era, ce lo facciamo spiegare da lui come l'ha scritto questo libro. Questo è un libro che ovviamente mi ha molto impegnato, perché questa icona di Pollock richiede, per essere analizzata, tanti saperi, nessuno dei quali io sono specialista. Forse l'unico punto che si può trattare con le scienze cognitive è il fatto che Pollock è il punto di arrivo nella storia della rappresentazione del mondo esterno, in cui l'opera che Pollock crea non è una copia, per quanto trasformata, del mondo esterno. Gli impressionisti, se prendete Cézanne, la Saint-Victoire, non è ovviamente la montagna dietro Aix-en-Provence, è già una trasfigurazione, però è sempre un pezzo del mondo visto dall'artista. Invece con l'espressionismo astratto, di cui Pollock è esponente importantissimo, anche altri, sempre alla Guggenheim, in realtà noi creiamo un nuovo mondo. E per quello anche ho citato Recalcati, che è stato chiamato, perché secondo me in quella citazione lui questo lo spiega bene. Un nuovo mondo che è di pure emozioni. E allora in questo c'è l'unico aspetto, diciamo, della psicologia, un famoso esperimento della psicologia del 1944, in cui si mostra che linee, cerchietti che si muovono sullo schermo sono interpretati come se fossero entità mosse da emozioni. Sono completamente astratte, ma ciò nonostante c'è un quadrato che è cattivo, uno buono, uno che scappa, uno che si innamora di un triangolino, e questo è l'apparato cognitivo di cui l'evoluzione della specie ci ha fornito, che ci permette di interpretare come un'opera che evoca emozioni, che suscita emozioni, anche qualcosa di completamente astratto. Questo è quello che fa Pollock, un nuovo mondo, e il messaggio di questo mondo sono soltanto emozioni. Naturalmente questi quadri, che hanno anche un titolo che tra l'altro non è stato dato da lui, sono quadri che in realtà, se noi ci immergiamo, possiamo avere le emozioni specifiche di quel quadro. Ci sono il gracidio delle rane del suo stagno, la luce calda estiva, la foresta incantata, tutti i quadri che si possono andare a vedere in un quarto d'ora da qua. Voi siete in una foresta, e il tema di Pollock in questo libro è il tema della tecnica costruttiva di questi quadri. Pollock, lo stereotipo del Pollock, quello che la Vettese direbbe l'immaginario banale, è Pollock ha fatto i quadri non solo con dei, ci arriva a metà degli anni 40, prima fa dei quadri che ci sono alle Guggenheim spremendo il tubetto di colore, e poi usa questa tecnica che lui, uomo del West, dice sempre che gli è stata ispirata dagli indiani,
consistente nel tenere il quadro orizzontale sul terreno e di camminare intorno e di far gocciolare dripper questa non solo, naturalmente il grosso la vernice, poi anche sabbia, come facevano gli indiani per l'appunto. E questa tecnica ha ovviamente un margine di incertezza, e allora l'ho presa questa tecnica, non l'opera fatta, ma la tecnica usata per fare le optiche del dripping, come simbolica di questa lunga storia dell'uomo, una storia che appartiene alle discipline economiche, in cui l'uomo cerca di controllare l'incertezza e di trasformarla in rischio. Non riesce mai. La scommessa di Pascal è l'esempio, anche questo non è opera mia, in tutti questi saperi ci sono dei specialisti che sono più specialisti di me. L'ho presa da un libro di un collega di Ca' Foscari che si chiama Licalzi, che ha scritto un bel libro, La matematica dell'incertezza. Cioè Pascal è il primo che teorizza, non so cosa succederà, sono incerto, però costruisce un calcolo e quindi misura il rischio. Qualsiasi cosa possa succedere è più conveniente fare quest'altra. Questo è un paradigma molto importante nelle scienze economiche. La trasformazione dell'incertezza in rischio è oggetto di un importante libro di un premio Nobel 93 che si chiama Douglas North, e quello che mi sembra importante della nostra contemporaneità, che è lo scopo poi di questa collana, di cui Pollock è simbolico, è che in realtà questo tentativo di eliminare l'incertezza, prima controllando la natura, poi con le tecnologie industriali, non riesce mai, perché c'è sempre quella che il governatore della Banca d'Inghilterra, che ha scritto un bel libro, che è stato tradotto in italiano l'anno scorso, chiama l'incertezza radicale. Noi non veniamo mai a controllare tutta l'incertezza, perché da un certo punto in avanti è l'uomo stesso che mette incertezza nel mondo. Dopo che controlla quella che lui si è trovato nel mondo, lui, quando finalmente poteva essere pago di questo controllo, si mette lui a fare incertezza. E per questo motivo termino il libro con un famoso episodio di incertezza provocata dall'uomo, dalla sua ibris, dalla sua illusione della conoscenza, quando gli americani fanno esplodere una bomba nel 1954 che è 12 volte più potente di quanto loro non pensassero, una bomba termonucleare. E naturalmente succede che ne vanno di mezzo i pescatori, tutti quelli che stavano da quelle parti, perché gli stessi americani che assistevano a questa esplosione, e questo 54 coincide con questo quadro che è un'esplosione di luce, che è l'ultimo quadro di Pollock, che si chiama White Light. Perché Pollock non è lo stereotipo dell'artista sconosciuto in vita e dopo diventato una specie appunto di icona e quindi carissimo quelle sue opere, anche perché non erano tantissime. Pollock in realtà era già in vita il simbolo della libertà dei grandi spazi del West. E quindi era stato, come racconta Angela Vettese, specialista di storia dell'arte, io mi sono rifatto a molti specialisti nel fare questo libro, era già stato spinto dalla CIA degli americani nel confronto che avevamo allora, l'Occidente aveva con il socialismo reale come espressione della libertà. Se voi guardate La foresta incantata, è un quadro che non ha confini, siete in una foresta, come diceva lui, no edges, no border, non ci sono fine, non ci sono confini, questo è il West. È il West di quando io leggevo Pecos Bill, che avevo 10 anni e vivevo in quel mondo dove c'era il confronto tra il capitalismo. Io ero un piccolo borghese, non nel senso ero piccolo e di una famiglia borghese, non nel senso che io fossi piccolo borghese, e ho respirato questo mondo del confronto, e quindi Pollock era un simbolo di questo mondo. Era curioso che poi non aveva a che fare con le idee di questi pittori che la CIA promuoveva, che magari erano trotskisti. L'artista il critico che suggerisce Pollock era un critico molto alla Guggenheim, perché la Guggenheim era molto fiera di aver scoperto Pollock, diceva sempre Pollock e poi la collezione, cioè grande. Per questo
a Venezia sono contento di presentare questo libro, perché dove lei crede di avere fatto l'opera più importante della sua vita di collezionista, la scoperta di Pollock, che è il motivo per cui abbiamo la fortuna di avere una dozzina di Pollock. Adesso tra l'altro sono diversi da come quando ho fatto il libro, perché uno è finito in cantina perché è tornato Alchemy da New York e che hanno restaurato, ma comunque. Bene, allora un'altra considerazione. Insomma, molti di voi avranno visto, anzi tutti credo, avranno visto il quadro di cui stiamo parlando alla Peggy Guggenheim Foundation e sanno che il dripping di Pollock, lo sgocciolamento di Pollock, non è soltanto una continuazione di un metodo nato con il surrealismo, con Masson, con Max Ernst, ma è anche un richiamo al metodo dei Navajos, degli americani nativi, con il quale spruzzavano la sabbia per chiamare la pioggia. E in ogni caso è la ripresa di un gesto ancestrale, che è quello forse del bambino che scarabocchia con qualsiasi cosa abbia e va avanti e indietro, lasciando una parte appunto alla volontà e una parte al caso. E questo ci ricorda anche quello che succede in tutte le discipline che hanno incluso, soprattutto nel Novecento, l'improvvisazione, perché l'improvvisazione è qualcosa che noi uomini dell'Occidente abbiamo accettato da poco. Paolo mi correggerà semmai dopo. Mi sembra che noi abbiamo cercato di controllare tutto ciò che potevamo fino a quando il controllo lo abbiamo sentito nelle nostre mani, e almeno nell'arte questo è vero. Si è progettato, si è disegnato, si sono fatte sinopie, si sono fatti disegni tecnici, si sono fatte tipologie svariate di prove per evitare gli errori. Ed era proprio a questa parola che volevo arrivare, alla parola errore, perché invece a un certo punto, alla metà del Novecento, si incominciano ad accettare gli errori, o meglio, si comincia a ritenerli inevitabili. Qualcuno mi ha detto che nei tappeti persiani c'è sempre un errore, perché la perfezione è solo di Dio, e quindi volutamente l'esecutore del tappeto fa un errore, che è quasi però un atto di ubris, è come dire, se non lo facessi apposta potrebbe non esserci. Ecco, nell'ambito dell'Occidente cristiano, anche ebraico, fondamentalmente l'errore viene accettato da poco e viene accettato sotto forma di improvvisazione, cioè c'è qualcosa che si lascia all'improvvisazione, si capisce, e questo probabilmente anche in relazione ad alcune teorie della fisica che vengono scoperte, si capisce che non si può tenere tutto sotto controllo. Però una parte molto interessante, che è una parte costitutiva anche del lavoro di Pollock, è che ci sono errori giusti ed errori sbagliati. Cosa vuol dire errori giusti ed errori sbagliati? Nel linguaggio jazzistico è molto evidente, perché ci sono proprio delle stonature che non c'entrano niente e delle fuoriuscite invece dalla melodia corrente, dalla melodia prevista, che sono perfettamente a tono con il resto, e il vero jazz nasce proprio così, nasce mettendo insieme una serie di errori che però sono compatibili con la base, quindi sono errori giusti. Allora vorrei chiedere a Paolo se questo trova una risonanza anche nella psicologia, cioè se l'uomo contemporaneo, più dell'uomo del passato, ha imparato ad accogliere gli errori, ha imparato a rassegnarsi al fatto che non esiste il bene e il male, esiste un range di comportamenti tollerabili, esiste insomma una più vasta necessità di tolleranza cognitiva, percettiva, eccetera. Se in qualche modo Pollock ci parla anche di questo, del cambiare della sensibilità dell'uomo contemporaneo rispetto all'errore, ma io dico errore, potrei dire sbaglio e potrei dire anche peccato. Io credo che forse Pollock, se c'è proprio, perché Pollock non è l'unico espressionista astratto, si poteva anche fare molti di questi
analisi su altri espressionisti astratti. Su questo tema però invece Pollock è proprio speciale, è unico. E mi sono frenato perché sarebbe stato un tema di cui ero specialista, cioè Pollock come esemplificatore delle teorie a creatività. Sia gli economisti aziendali, persone come Dosi, sia molto gli psicologi, il mio maestro Johnson Laird, hanno molto lavorato sulla creatività. Semplificando, come spero di aver fatto in questo libro, ci sono due approcci alla creatività. In uno voi fate un'opera nuova perché avete tutto il progetto in testa. Fate un esempio, Picasso fa il primo gesto di un quadro, Picasso è stato anche lui filmato, c'è un film, e da fatto quel gesto tutto doveva scaturire come poi è scaturito, cioè un modello determinista. E questo modello determinista estremo ovviamente nella vita non c'è quasi mai, c'è negli algoritmi, nell'intelligenza artificiale e così via. Poi invece avete quella creatività che è tipica anche della nostra quotidianità, procedere per prove ed errori. Costruiamo un quadro e via via lo correggiamo. Pollock diceva sempre, mi sento nel quadro, sentiva che gli veniva bene, perché lui via via passeggiava intorno al quadro con dei movimenti tipici che tra l'altro si possono costruire con i software, insegnando delle macchine quali sono i quadri veri e quelli no, perché tutti noi, se ci mettiamo a fare un Pollock, diciamo, intanto scopriamo che è difficile. È molto bello vedere i bambini su questo. E poi che alcuni ci vengono bene, altri no. Persino i bambini di 5-6 anni, che sono curiosi perché è una tecnica che piace, perché ai bambini piace quello là, il disegnare, i bambini possono in realtà mettersi e provare a fare dei Pollock e sanno anche quando vengono bene e quando no, ed imparano nel farli. E in certo qual modo quindi implicitamente hanno questa distinzione tra gli errori sensati, gli errori e invece gli errori che sono proprio degli sbagli. Una distinzione molto importante nei jazzisti come Thelonious Monk e così via. Cosa sono gli errori insensati? Sono le sviste. Gli altri invece sono degli errori che voi potete recuperare dentro una costruzione fatta con il modello della creatività darwinista, cioè per prove ed errori, per prove successive ed errori. Naturalmente nella vita, nelle aziende, nella nostra vita e così via, non c'è mai né tutta la creatività di tipo, diciamo, lamarchiano, cioè in cui voi progettate tutto dall'inizio, e non c'è mai una totale creatività per prove ed errori, c'è sempre un po' di progetto, c'è questo gioco tra questi due modi di procedere, con in testa un progetto che realizzate e invece con l'intervento del caso. Pollock, come anche diciamo in quello che Angela chiama l'immaginario banale, cioè come passa Pollock il dripper per i non specialisti, perché io non ho scritto, non essendolo, un libro per gli specialisti di storia dell'arte, Pollock è una via di mezzo. C'è un bellissimo film in cui uno spiega cos'è Pollock, un scienziato industriale e così via, e spiega che in Pollock c'è questa via di mezzo tra l'intenzione di fare il progetto che ha in testa e quel margine di casualità che invece viene quando si procede per prove ed errori. In questo Pollock è unico, devo dire, rispetto, e in questo è veramente un'icona di questo mescolamento tra questi due modelli della creatività. E il jazz ne è altro esempio. La musica è più facile da analizzare dalla pittura, che potete fare dei modelli computabili e formali, cioè potete scrivere su computer un modello, invece con Pollock non potete farlo, questo è un po' tecnico. Lì potete fare un algoritmo che scrive jazz secondo alcune regole. Pollock invece potete soltanto fare una rete neurale, cioè un sistema di apprendimento artificiale che sa distinguere i Pollock veri dai Pollock falsi, perché naturalmente ci sono molti Pollock falsi in giro, ce n'è anche, adesso ho scoperto un cinese, il libro era già uscito, che li faceva per conto di una famosa galleria di New York che spacciava questi Pollock. Però naturalmente, e se voi fate questo lavoro col computer di capire, i Pollock autentici sono fatti da quel movimento, cioè la Foresta Incantata era difficile farla, si può imitarla, ma in realtà è molto difficile farla come l'aveva fatta Pollock.
Ed è molto bello perché io sono stato molte ore dentro la stanza con i Pollock, perché sono psicologo, mi piace vedere la gente, non sono uno storico dell'arte. E una delle reazioni più frequenti, ci sono queste guide che spiegano, ci sono molti americani, e proprio lo potevo fare anch'io. Cioè, se si tratta di passeggiare intorno a un quadro e di spargere della vernice, lo potevo fare anch'io. Però dopo, quando voi lo fate fare ai bambini, i bambini si accorgono che delle cose vengono bene e delle cose vengono meno bene. E quindi è una cosa molto dentro di noi fin da principio, sapere distinguere quando questo quadro è uno scarabocchio e quando invece trasmette emozioni. E questo è l'esperimento di Heider e Simmel, che hanno studiato molto tutte le condizioni cinetiche di movimento di questi oggetti astratti, triangolini, lineette e così via, perché sembrasse che uno si innamorava di quell'altro, che uno fosse cattivo, e questo è all'origine poi dei cartoni animati, cioè di costruzioni artificiali della realtà fatte da entità artificiali. Io comunque insisto sull'aspetto, perché adesso Paolo Allegrenzi sfugge alle mie sollecitazioni un po' esistenziali, e io invece insisto, perché appunto nel descrivere quest'opera ricorrono molto spesso delle notazioni di carattere esistenziale, anche se sono riferite a teorie specifiche come la teoria dell'incertezza stabile, appunto, che è quella che nacque dopo il lancio della bomba di cui ha parlato, oppure la teoria, non la teoria, ma l'idea di chiamata. A un certo punto compare nel libro questa idea che si possa essere chiamati a un destino, si possa essere chiamati a una certa azione, che è quello che ha sempre in fondo sotteso la teoria romantica dell'opera. Non potevo che fare quell'opera, quell'artista, quel grande artista, perché naturalmente è una teoria che si applica solo ai grandi artisti. Quel grande artista non poteva che fare quell'opera perché a quello era chiamato, a quello era ispirato, mettiamola così. Non è stata una scelta casuale, è stata una scelta dettata da qualcosa quasi di trascendentale, anche se la parola trascendentale, tantomeno quella trascendente, non compaiono nel libro. Quindi non so, ecco, chiedo ancora, perché poi c'è sempre la storia del credere o non credere, quindi la scommessa di Pascal, l'essere o non essere dentro a questo mondo, il volerne far parte o no. Pensiamo che in fondo, a modo suo, Pollock è un suicida, perché anche se morì schiantato contro un albero in automobile, in realtà era un alcolista che prima o dopo avrebbe avuto un incidente grave, non poteva sopravvivere in quelle condizioni. E, comunque era un uomo fortemente autodistruttivo. Allora ecco, oso chiedere a Paolo Allegrenzi cosa ci dice questo quadro del bene e del male, o almeno della vita? Un argomento piccolo. Beh, naturalmente gli studiosi, diciamo, delle scelte e quindi di tutti i temi che ho trattato prima, creatività e così via, cercano sempre di ingabbiarle dentro regole questo processo. Quindi se voi pigliate le scienze umane, l'idea di razionalità è sempre un confronto tra possibilità. Però in Pollock c'è anche questa idea che è il quadro che ti chiede di essere terminato in un certo modo, cioè da un certo punto in avanti è il quadro che chiama il suo completamento. E ci sono molti esempi, anche in letteratura, di situazioni in cui non sei tu che scegli, ma il mondo che ti chiama a fare una certa cosa. E faccio degli esempi della letteratura in cui ci sono queste chiamate, uno risponde, uno non risponde perché non ha risposto, e ci sono vari esempi di queste modalità. Quindi c'è la scelta con un criterio razionale, molto adatto a quest'anno che ha preso il premio Nobel uno critico della razionalità in economia, e c'è invece la chiamata che
che viene dal mondo e che chiede qualcosa a te. In Pollock ci sono questi due aspetti, perché questa tecnica di costruzione del quadro, che in fondo è l'ultima grande innovazione dopo 15.000 anni, da quando l'uomo inizia nelle caverne a usare una pietra più dura per disegnare dei bisonti sulle volte della caverna, sfruttando anche le cavità con la pietra più tenera. In questa ultima tecnica di rappresentazione di emozioni pure c'è anche questa idea di chiamata. È un'idea molto importante nel Novecento, ai tempi di Pollock, perché se voi prendete un romanzo come L'uomo senza qualità, il protagonista, perché è senza qualità? Perché è l'unico che si accorge nella sua vita che in realtà la sua vita non è l'espressione di la traduzione, il risultato di scelte che lui ha fatto, ma che in realtà lui è stato un po' alla volta come la carta mosticida cattura una mosca e ne limita via via i movimenti, prima prende un'ala, poi una zambetta, poi la mosca non si muove più. Quello che lui, per questa grande illusione e presunzione e superbia, crede che sia il prodotto delle sue scelte, non è stato altro che il ruolo del caso. E lui perché è senza qualità? Perché mentre tutti gli altri uomini pensano che la loro vita sia l'esito delle loro qualità personali, lui si accorge di questa enorme finzione. A pagina 90 di questo romanzo, per 3 pagine, spiega il titolo. E quindi io credo che, dato che Pollock mi sembra un'icona così importante, perché c'è anche questo aspetto nella costruzione delle sue opere, di questo simbolico, di questo rapporto tra il ruolo della progettazione voluta e quindi della vita e il caso. Il tema è molto importante perché, sempre per puro caso, per il premio Nobel Economia di quest'anno, questo è uno che ha studiato il maggior dolore che si ha, diciamo, a perdere qualcosa rispetto alla gioia di quando si acquisisce quella cosa. È una scoperta molto importante perché viola un teorema molto importante in economia, che è il teorema di Coase. E questo ha dei grandissimi effetti nella nostra vita. Perché ha grandi effetti nella nostra vita? Perché in realtà, da un punto di vista della storia umana, il fatto che noi valutiamo di più le cose che possediamo fa sì che quando le perdiamo il dolore sia molto grande. E allora il vero tema di fondo di questo libro, che però io non ho messo in evidenza, spero che traspaia, l'ho messo in evidenza solo nella citazione del sonetto 73 di Shakespeare, che si chiama Autunno, e quando noi stiamo per perdere qualcosa che ci accorgiamo quanto l'amavamo, cioè o quando l'abbiamo persa o quando stiamo per perderla. E in fondo Pollock era uno che alla fine si vuole perdere, perché appunto si è suicidato, di fatto guidava sempre ubriaco, terzo incidente, è morto. E quindi lui però si era già perso in certo qual modo. Lui si era perso quando aveva accettato di entrare nel mondo dello spettacolo e di diventare protagonista di questi filmati e anche simbolo di tutta quella storia che vi ho detto prima. E infatti dopo Pollock, se voi andate a 100 metri, 150 metri da Pollock e guardate la mostra di Pinault, vedete la mostra del pittore, almeno economicamente, al di là dei pareri, non essendo uno storico dell'arte contemporanea, uno dei pittori contemporanei più valutato, Damien Hirst. E voi vedete quello che è successo dopo Pollock, che dopo Pollock non si poteva fare altro che le opere d'arte come raccontare una storia, come quando si fa un film, come quando si fa la pubblicità, cioè voi avete una storia fatta di tanti elementi che si dipana tra Palazzo Grassi e la Punta della Dogana. Tutta una storia legata al cinema, con varie citazioni di una nave che si è inabissata, poi viene recuperata, ci sono tutti i frammenti di questo naufragio, cioè quindi queste statue incrostate e così via. Una grande storia come quando voi costruite la storia di un film e così via. E della fase successiva probabilmente questa confluenza nel raccontare storie era lo sbocco che non poteva non esserci dopo questo ultimo episodio
così carico di significati, che è stata la costruzione dell'opera singola. Quello che unifica i vari Pollock è la tecnica costruttiva, ma non è che nella sala coi Pollock succede qualcosa come succede dentro Punta della Dogana, dove avete una storia che si dipana attraverso vari, in questo caso, frammenti di questo naufragio e così via, che naturalmente è una cosa molto semplice, perché infatti piace molto anche ai bambini. Più complicato è spiegare. Un bambino apprezza anche un Pollock, i bambini sono un buon test. Un bambino che si mette a fare Pollock si diverte, impara, capisce come si deve fare, e un bambino invece che guarda televisione, legge i fumetti, lo portate a vedere la mostra di Iste, il livello di, come direbbe il nostro collega Sacco, di difficoltà cognitiva nell'apprezzare è bassissimo, cioè lì chiunque si diverta a vedere quella mostra, perché è come un grande fumetto, ecco, una grande filmina, ecco. Quindi questo credo sia uno stadio successivo nella storia dell'evoluzione dell'arte contemporanea, e a quel punto naturalmente c'è poca differenza tra fare un film, fare l'opera che ha fatto Damien Hirst e così via. Pollock invece resta unico e speciale, mi sembra, in questa storia. Sì, resta forse appunto speciale nel modo in cui ha perso se stesso, nel modo in cui ha affrontato il dolore. E allora farei un'ultima domanda, magari lasciando poi al pubblico la possibilità di farne, se crede. Nel glossario che c'è alla fine, ma anche nel corpo del testo, si dice invulnerabili no, antivulnerabili sì. Ecco, in che senso dovremmo cercare, a parere di Paolo Legrenzi, ma in un certo senso anche con l'istruzione che ci viene data da quest'opera, di essere antivulnerabili? Cosa vuol dire antivulnerabili? Bisogna partire dal tentativo dell'uomo di non essere vulnerabile. Il controllo dell'incertezza è un modo di cercare di controllare la nostra vulnerabilità. Per spiegarlo in parole semplici, le assicurazioni sono un controllo dell'incertezza che abbassa la vulnerabilità di una persona, perché prevenendo un guaio lui fa in modo da essere risarcito da questo guaio, semplificando molto. Il sogno che ha l'uomo naturalmente è di essere invulnerabile. Siccome però introduce sempre nuova incertezza nel mondo, questo obiettivo della invulnerabilità non si può mai raggiungere. Si può diventare antivulnerabili. Cosa vuol dire diventare antivulnerabili? Non vuol dire assicurarsi, perché questo non si può, perché in realtà molti stati del futuro del mondo sono imprevedibili. Oggi, per esempio, questo libro si chiama Regola e caso. E per caso l'abbiamo presentato un giorno in cui c'è una regola, 17 ottobre del 2017, 17, 10, 17, vedete una simmetria. Però quando ho fatto l'intervista al Gazzettino, essendo io un veneziano che è nato qui e ci lavora solo 10 anni, il Gazzettino ha detto che oggi c'era Cacciari a dialogare con la professoressa Vettese, capite? Questo è il caso, un esempio oggi di questo gioco tra la regola e il caso. E allora, siccome il caso voi non potete controllarlo, l'unico modo che uno può fare per diventare non invulnerabile, che non si può, ma antivulnerabile, è diversificare le sue forze. Stare attenti che le chiamate non siano degli imbrogli, delle illusioni, perché quando voi siete chiamati da qualcosa mettete tutte le energie in quella cosa e naturalmente poi la vostra vulnerabilità sale moltissimo, perché se poi quelle cose vanno storte siete molto vulnerabili. Se voi invece distribuite le vostre forze, i vostri affetti, le vostre iniziative su più strade, questa è la tecnica per essere antivulnerabili. Ho cercato di spiegare questo senza troppi tecnicismi, perché qui ci sono alcuni aspetti di questo libro, la teoria della creatività, la teoria dell'incertezza, rischio incertezza e questo aspetto, diversificazione, che è un concetto in origine finanziario, e vulnerabilità,
antivulnerabilità possono essere trattati in maniera tecnica. Però mi sembrano degli aspetti molto importanti del mondo contemporaneo e mi sembra che Pollock sia un ottimo modo per spiegare questo punto, perché è sempre questo gioco tra le regole e il caso. L'uomo cerca di espellere il caso dalla sua vita. L'uomo, una delle tendenze, se voi volete anche una delle grandi scoperte della correzione della razionalità economica, è dare un peso maggiore al caso. Noi espelliamo il caso, non accettiamo il caso, e molti degli errori che facciamo sono dovuti al fatto che non vogliamo accettare l'incertezza del futuro, il ruolo del caso nella nostra vita, quello che dicevo prima di Robert Musil. È invece molto saggio accettare il caso e premunirsi rispetto alle perdite. Questo libro, sempre il sonetto 73 di Shakespeare, io a 75 anni ho subito molte perdite di tipo affettivo, in realtà con questa tecnica di rendersi antivulnerabili, che non vuol dire rendersi atarassici, nel senso che non abbiamo nessuna passione, nulla ci importa, ma anzi moltiplicando queste passioni e questi coinvolgimenti. E questo è un punto che non dico esplicitamente, ma che attraversa questo libro, che ho cercato di tenere in 144 pagine, riducendolo molto alla fine. Grazie.